Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni. A cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto. Eccoci qua, entriamo subito. Oggi siamo abbastanza veloci, abbiamo una mongolfiera che deve partire subito perché deve fare un sacco di giri questa sera. Questa sera con me c'è sempre Rossella. Buonasera Rossella. Buonasera Gianluigi, buonasera Omar. Ciao a tutti e buonasera ai nostri ascoltatori. Buonasera Omar, ciao Omar è da Liegi che ci sente, ci vede e partecipa con la sua mongolfiera questa sera, ma dopo ci ritroveremo a metà del viaggio e andremo tutti sulla mongolfiera di Radio Nostra. Adesso andiamo subito col primo brano e poi abbiamo già il primo ospite.
Waiting. Buonasera, siamo appunto a Maranello, siamo a Terratti e la prima ospite della serata, di questa serata un po' speciale, è Valentina Pellizzato che ama molti motori, vero Valentina? Ciao a tutti, buonasera. Buonasera Valentina. Ciao. Ciao. Eh sì, diciamo che mio papà mi ha trasmesso una grande passione per le moto prima di tutto e che poi è diventata una passione per la meccanica in generale. Quindi è da sempre che tu hai questa passione per le moto? Ah sì, non ricordo neanche l'inizio, ricordo bene la data della prima moto che mi ha regalato il mio papà, la mia prima vera moto, che era giovedì 18 settembre 2008. Vado indietro, ma mi ricordo proprio il giorno. È Vedo. stata un'emozione fortissima e forse anche perché la condividevo, la condivido ancora con lui e perciò diventa ancora più speciale. Ma e cosa vuol dire vera moto? Vera moto vuol dire che non è il motorino cinquantino con cui vai al liceo, ma era una moto, una 660 di cilindrata, grossa, e per cui ci voleva la patente, insomma. Poi ho fatto la patente da privatista perché mio papà mi ha sempre spinta a fare le cose da sola e forse è lui che mi ha spinta a fare le cose da maschio, perché ha due figlie femmine e io ho sempre rappresentato il maschio che non ha avuto e quindi mi ha detto io ti regalo la moto ma devi fare la patente da privatista con zero errori. Allora mi sono messa lì, mi sono incaponita e abbiamo fatto questa patente, poi è stata una soddisfazione. Ecco. Ma dalle foto che abbiamo visto, che forse adesso vediamo, insomma, hai fatto anche delle gare? No, gare mai, però poi diciamo che il mio percorso da appassionata motociclista si è incontrato all'università ingegneria meccanica con mio marito, che è un romagnolo doc pistarolo super fissato con le moto sportive, che a un certo punto mi ha spinta e mi ha detto: Senti, dai, prova ad andare in pista e qualche uscita in pista l'abbiamo fatta, ma non sono una pilota, sono solo un amatore. E comunque anche a livello professionale sei rimasta nell'ambito dei motori, hai studiato appunto, ti sei laureata in ingegneria meccanica e di lavoro fai E la l'ingegnere progettista, meccanico. sì, mi sono laureata in ingegneria meccanica e poi subito ho avuto la fortuna di entrare nel mondo delle macchine da corsa, delle macchine che corrono la 24 ore di Le Mans e ho fatto per degli anni la progettista di componenti meccanici su queste vetture e poi sempre l'amore e la passione mi hanno spinto a trasferirmi a Maranello perché mio marito lavorava lì e niente, da 5 anni stiamo vivendo questa avventura a Maranello, sempre sulle macchine, e sempre su quello che ci piace, ci appassiona. Quindi sei una delle persone fortunate che riescono a fare della propria passione anche la propria professione. Non è Eh sempre sì. così No, bisogna scontato. cercare di inseguire questa aspirazione, secondo me, perché poi la vita lavorativa è lunga e se non troviamo la giusta spinta, la giusta motivazione, diventano giornate tutte uguali. Certo. Ascolta Valentina, ma è un ambiente, immagino, prevalentemente maschile quello dei Maschile. motori, Come no? si E abbina donne e motori? Ah, allora, devo dire che io per come sono fatta ho sempre avuto un gran gusto nello scetticismo iniziale che c'è sempre, dai, anche Mm. adesso, magari adesso ce ne sono un po' di più di donne sulla moto, ma quando arrivi ti guardano sempre un po' dall'alto al basso, come per dire questa qui va piano. E io sono sempre entrata con un profilo molto basso
e poi magari 2, 3, 4 sorpassini mi davano gusto perché stupivi le persone che non se l'aspettavano, no? E lo smacco per un maschio di essere superato da una ragazza cioè, è una cosa ancora più grande. E quindi io devo dire che non ho mai vissuto male il, tra virgolette, maschilismo, che magari tante volte non viene neanche fatto con cattiveria, è che ci sono degli ambienti che sono prettamente maschili, come credo ce ne siano alcuni che sono prettamente femminili, e quindi il diverso viene sempre visto in modo un po' strano. Però se tu invece cogli il lato positivo, che è la sfida, il gusto di fare meglio, io non ho mai avuto problemi nel mio percorso. Quindi, per esempio, non ti è successo che in ambito lavorativo, non so, le tue proposte venivano valutate meno interessanti perché venivano da te, magari eri l'unica donna giovane rispetto ad altre persone maschi, magari più esperti, che ti trattano un po' dall'alto in basso? No, non hai sperimentato No, questo. devo dire, no, allora, devo dire che chi è più esperto sicuramente ha una visione più ampia, cioè a prescindere dal maschio e la femmina, quindi sicuramente il ragazzetto appena arrivato viene visto, sì, in secondo piano rispetto al più esperto. E invece non essere preso in considerazione, no, forse per come sono fatta io, perché io cerco sempre di passare oltre e sì, di essere presa in considerazione, però magari la battutina mi è capitata spesso e mi capita ancora oggi a distanza di quasi 10 anni da quando ho incominciato. Mm. Però anche lì cioè, io credo che non ci si debba arrabbiare e anzi si debba prendere come spunto per fare meglio e per dimostrare il valore vero. E E quindi, magari però una rispostina gliela diamo delle volte. Ah, ma io rispondo con i fatti di solito, faccio così. Bravo. com'è cambiato? Io sento che sono 10 anni che sei alla Ferrari, da 10 anni a questa parte l'inserimento del mondo femminile all'interno appunto di un'azienda di motori. Cioè c'è stata una E ci con- progressione, sì, Allora, guarda, devo dire, i primi anni li ho fatti presso un'altra azienda che comunque lavorava per Ferrari, Mhm. e quindi ho fatto metà del mio percorso da una parte e metà dall'altra, e quindi il vero cambiamento dentro la Ferrari in 10 anni non te lo so dire perché non l'ho vissuto in prima persona. E sicuramente in questi ultimi anni vedo che si sta andando molto verso la parità di genere e anche donne stanno iniziando a ricoprire ruoli che prima magari erano prettamente maschili, e secondo me piano piano ci si sta un po' espandendo come donne in questo settore. Poi devo dire, cioè, io poi ho vissuto anche la maternità e secondo me bisogna accettare che siamo diversi, però è bello così, no? Siamo Certo, diversi, diversi non abbiamo... vuol dire, certo, non vuol dire né meglio né peggio. Sì, Certo. Sì, questo, vabbè, per tante cose, per tanti aspetti della società, insomma, no? Anzi, la diversità è una ricchezza di solito. eh E- sì. Vabbè, e quindi, e tu lavori in un ufficio, diciamo così, per conto tuo o fai anche proprio l'officina? No, io sono in ufficio tecnico, quindi lavoro alla Progettazione. scrivania, però sì, però la progettazione implica anche andare, cioè, o in linea, nel caso di Ferrari, nella linea di produzione, a vedere, toccare con mano, vedere quali sono i problemi e pensare alle soluzioni. Oppure quando lavoravo in un contesto un po' più piccolo, un po' più racing, era proprio l'officina e io sono partita dal basso, dall'officina, non facendo il meccanico, ma facendo la verifica progetto di una vettura che stavano facendo, quindi io stavo lì con i meccanici che mi hanno fatto un sacco di scherzi, ma di ogni cosa, però ricordo quel periodo con piacere Spero non di e, cattivo gusto, ecco. diciamo un po' di goliardia, ecco, qualche Perché scherzo, magari... eri l'unica ragazza. Ce n'era un'altra, devo dire, non ero l'unica. Quindi sì, non ero proprio l'unica, però eravamo poche e quel contesto lì è un po' forte, però mi sono divertita, non posso dirvi no, non mi hanno mai mancato di rispetto.
Sì, anche per loro probabilmente sarà stata una cosa abbastanza nuova da imparare a gestire, no? In qualche modo, quindi. Ma poi dipende sempre come ti presenti. Io sono un maschiaccio, arrivavo a lavorare in moto d'estate, d'inverno, sempre, e quindi non è che mi sono creata un personaggio perché io sono così, però avevo questo scudo di maschiaccio intorno a me che mi faceva vedere, cioè gli altri mi vedevano in un modo diverso rispetto magari alla ragazza debole o da proteggere, non lo so, quegli stereotipi un po', un No, po' è abbastanza fondenti. complicato questo discorso, è abbastanza complicato perché da un lato, sì, una donna che sceglie di lavorare con i motori, eccetera, sì, vuol dire che ha una personalità anche di un certo tipo. Dall'altro sarebbe bello che anche se una si presenta con i tacchi, magari non è tanto comodo in officina, ma, ma forse in ufficio tecnico sì, e avesse lo stesso tipo di. Cioè mi pare di capire che tu comunque il rispetto te lo conquisti sul campo, ecco, Sì, sì, però sicuramente io cerco anche di avere un'immagine che non dà adito a purtroppo stereotipi che Certo, possono andare contro quello che voglio fare. certo. Ma io ho anch'io una domanda per Valentina. Come mai il tuo papà ti ha chiamato Valentina? Ma sai che non l'ha neanche scelto lui il mio nome, l'ha Ah. scelto credo mia zia, cioè proprio no, no, per dirti per Valentino Rossi, no, Eh no. beh. Ma mi sa che quando sono nata io Valentino Rossi era ancora proprio, forse era sulle minimoto, non era Forse era ancora. sul triciclo, no. Oppure Guarda, la mia pensava, esperienza. pensava che non andassi in moto, che andassi più lentina. Ecco. Aia, Brr. questa è brutta, freddura. E Gian proprio non resiste, Gian non No, resiste. dopo ne ho un'altra, dopo mettete via. Allora, aspetta, prima faccio un altro invece intervento perché Valentina, io sono stato a Maranello in gita con i miei ragazzini di quinta molti anni fa e siamo riusciti a vedere il museo che è aperto al pubblico della Ferrari. Ma mi chiedo, è possibile visitare invece le officine dove lavorate voi? No, la Ferrari, allora, credo che possano visitarla solamente i figli e i parenti dei dipendenti durante un open day che fanno una volta l'anno, oppure forse i clienti. Quindi potresti fare così, prenderti una Ferrari e in quanto cliente fare richiesta di visitare la linea di produzione. Va bene, allora invece di andare a Vignola a raccogliere le ciliegie, passeremo da te con la Ferrari. Potresti. Mi sembra una cosa la soluzione più Sì, semplice a portata di mano. la vedo facile. Ascolta Valentina, ma tu sogni di avere una Ferrari e di poter girare in Ferrari un giorno? Ma sicuramente anche le macchine sportive mi piacciono. Devo dire, non ho mai guidato una macchina sportiva e neanche provata perché qui a Maranello è pieno di posti dove si può affittare la Ferrari, penso con un pilota che ti affianca. Non l'ho mai fatto, però sicuramente mi piacerebbe, cioè perché i motori sono tutti belli, sono tutti emozionanti. Ascolta un'ultimissima cosa, a quel livello di motori c'è un minimo di consapevolezza che bisognerebbe essere un po' meno impattanti sull'ambiente? Oppure sono macchine impossibili da gestire in un modo più, diciamo, sostenibile? No, si sta andando verso quella direzione, lo Elettrico. sta facendo anche Ferrari e credo che nel giro di una decina d'anni vedremo, vabbè, le prime macchine usciranno anche prima, però io penso che in una decina d'anni vedremo intorno a noi proprio, sarà la quotidianità vedere macchine elettriche Ah, meno impattanti. anche a quel livello di, Sì, di c'è. prestazioni. Beh, c'è Sì, già sì, la sì, Formula sono E, già no? uscite, C'è già la sì, Formula E si che stanno già va. gareggiando sia le Mm, macchine sia le moto esatto. elettriche e piano piano bisogna. Eh sì. Bisogna. Va Poi, per bene. carità, per Mhm. l'appassionato l'odore di benzina non è eguagliabile, però ce ne faremo una ragione. Venderanno degli spray poi al gusto di Sì, Di benzina. esatto. color, Al di gusto di colore simile, benzina. infatti. Va bene, ecco, l'ultima mia battuta era questa, visto che hai una figlia, no?
Ho un bimbo. Ha un bimbo, ecco, ancora meglio il bimbo, quindi è fortunatissimo, perché quando lui ti chiederà di comprare il motorino tu non puoi dirgli di no. No, abbiamo già la mini moto in garage per Ah, lui. ecco, quindi guarda, è nato con la camicia. Sì, sì, sì. Va Grazie bene, mille, grazie mille Valentina. Valentina e Grazie mille a auguroni. voi. Buona Ciao serata. Vale, E ciao. complimenti. Ciao. Mi bastava un sorriso per sentirmi migliore, per sentirmi di avere una mamma, un fiore. Mi ricordo la sera, quando spegnevi la luce, una tua carezza asciugava il mio viso. Con gli anni oggi posso capire cosa vale un sorriso da te. Mamma, ti ricordi le volte che mi portavi al mare? Mamma, nei tuoi baci sentivo il profumo del sale e tu stavi per ore a guardarmi in silenzio per farmi giocare. Tu che avevi un po' più di 20 anni, ma vivevi per me, mamma. Quella ruga sul viso che mi sembrava un sorriso, sul tuo seno e le mani, il profumo del pane. Mi cantavi quella vecchia canzone che avevi nel cuore quando guardavi me. Mamma, ti ricordi le volte che mi portavi al mare? Mamma, nei tuoi baci sentivo il profumo del sale e tu stavi per ore a guardarmi in silenzio per farmi giocare. Tu che avevi un po' più di 20 anni, ma vivevi per me, mamma. Mamma, e tu stavi per ore a guardarmi in silenzio per farmi giocare. Tu che avevi un po' più di 20 anni, ma vivevi per me, mamma. Mamma di Giovanna Nocetti qui a Radio Nostra, e subito voliamo subito, torniamo un po' indietro con la nostra mongolfiera e siamo a Udine, a Udine. Sì, E aspetta, siamo eccoci arrivati a qua, a Udine. Udine. Siamo arrivati a Udine, abbiamo fatto il cambio in mongolfiera, sei entrato con noi, Sì, Omar. E a Udine, che sì, troviamo, Omar, a Udine? A Udine troviamo una nostra collega insegnante, ex insegnante, Maria Pia Tamburlini, che è stata
a lavorare anche all'estero, è stata in Perù a Lima per qualche annetto, anche in Marocco, giusto? E poi hai fatto moltissime cose. Adesso che hai finito di lavorare, in realtà non hai finito niente, perché stai facendo un sacco di cose. La cosa che mi ha colpito moltissimo è che hai partecipato alla nascita dell'associazione Se non ora quando. Quindi benvenuta Pia, se vuoi partire con questo argomento io ti ringrazio di essere qui con noi per raccontarti. Va bene, grazie a voi e anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Sì, ho fondato quando sono andata in pensione, quindi però forse un po' dopo che sono andata in pensione, perché Se non ora quando è un'associazione di volontariato a cui ho partecipato nel 2011, ma poi la registrazione dell'associazione, che è iscritta all'albo anche nazionale, è avvenuta nel 2013. È un'associazione che si occupa soprattutto di violenza sulle donne e nello stesso tempo anche di corsi di formazione per giovani e per studenti, studentesse e anche di insegnanti. Per cui diciamo che lavoriamo moltissimo, soprattutto in alcune date come l'8 marzo, come il 25 novembre e per lo più con altre associazioni, perché cerchiamo sempre di creare dei contatti e un coordinamento con altre associazioni del territorio. Però volevo dirvi che prima di aver fatto questa associazione, prima di aver fondato questa associazione, ho lavorato invece in un bel progetto di carattere di donna, che ha portato qui a Udine, in un teatro che ospitava ben 1200 persone, quindi un grande teatro, donne degli altri paesi, di molti altri paesi, quindi donne indiane, donne dei paesi del Mediterraneo, dalla Turchia al Marocco, donne della Cina, del Giappone, e facendo delle attività di vario tipo, quindi di carattere letterario, ma anche spettacoli, anche iniziative di vario genere per far conoscere questo tipo di situazioni delle donne degli altri paesi, perché quello che a me è sempre interessato sono la storia, il discorso delle donne, ma anche la trasmissione con le altre generazioni, perché credo che sia importante appunto fare questo. Sì, Ecco. infatti vedo che fai un sacco di attività appunto, soprattutto nell'area di Udine e dintorni, giusto? Sì, abbiamo Infatti. fatto difatti sempre con Se non ora quando, e quindi sul territorio, una serie di incontri, ad esempio La Voce del Lupo, che è stata ideata da quella che adesso è la nostra presidente, Andreina Baruffini, un'avvocata. Abbiamo fatto degli incontri che sono stati portati in varie città d'Italia, quindi anche a Roma, anche a Napoli, anche a Ivrea, mi pare circa 13 incontri sul territorio nazionale, perché allora non si faceva parlare gli uomini della violenza sulle donne, e per noi era fondamentale questo, perché è inutile far parlare le vittime, è importante far parlare i colpevoli, ovviamente, ma quelli che lavorano con i colpevoli. Quindi è stato molto interessante proprio vedere un altro punto di vista. E da queste cose sono anche nate alcune idee interessanti, come ad esempio le associazioni che si occupano dei maltrattanti, perché adesso quando una persona fa violenza sulle donne ed è quindi ovviamente viene consigliato e viene anche forse copri il microfono, perché c'è la voce che ogni tanto sparisce. No, mi pare di no, buon provo. E dicevo che quindi diciamo che queste iniziative hanno portato a fondare da parte di alcuni uomini delle associazioni proprio per lavorare con gli uomini maltrattanti, perché possano in qualche modo rendersi conto di quello che fanno, che hanno fatto, di capire le cause. Ecco. Importantissimo, sì. Sì, un'altra cosa su cui teniamo molto
è il fatto che tendenzialmente quando una donna denuncia una violenza, è lei che viene spostata per la legge dalla casa dove abita con i figli. E questo è gravissimo perché per le donne chiaramente vuol dire molte volte perdere il lavoro, per i figli perdere le scuole o i compagni, quindi è fondamentale che siano allontanati i maltrattanti dalle case, non le donne. Questo è un altro problema che adesso stiamo ponendo anche a 360 gradi. Ecco, poi a parte questo abbiamo fatto anni fa un corso di formazione e su varie scuole della provincia di Latisana, quindi è diciamo in provincia di Udine, un corso di un'educazione per le insegnanti, perché nei curricoli scolastici si inserisca appunto l'educazione di genere. Perché adesso chiaramente ci sono tante donne che si stanno occupando di far emergere figure Sì, ogni importanti. tanto ti perdiamo, non lo Non so so se perché, non ci so sarà una perché. connessione un po' debole. Sono ferma, però non so perché. Ripeti quest'ultimo passaggio che non è stato compreso, per favore. Sì. Sì, allora ho detto che abbiamo fatto dei progetti in provincia di Udine con varie scuole sull'educazione di genere, un corso di formazione per gli insegnanti che diciamo dalle scuola dell'infanzia fino alla scuola superiore, e quindi perché le insegnanti possano far entrare nei curricula scolastici delle cose specifiche per l'educazione dei ragazzi. E sarebbe tanto importante anche fare dei discorsi di progetti sull'affettività e sull'educazione sessuale, che in Italia è difficile far Purtroppo entrare nelle inevitabile. scuole, anche se io ho fatto il primo progetto di educazione sessuale a Udine ancora nel 1980 circa. Quindi diciamo che sì, è stata fatta in un paese, poi con un medico, in un paesino qui molto arretrato della zona friulana. Adesso stiamo facendo invece leadership al femminile. Ecco, allora Maria Pia, scusami, siccome abbiamo tante persone stasera, quindi però di questo ci teniamo molto che parliamo un attimo, anche perché abbiamo appena avuto questa ingegnere meccanico che lavora in un ambito molto maschile, quindi ecco, quali sono i problemi che si pongono parlando di leadership femminile? Allora, il problema è, secondo me, però questo lo dico io, ma lo diciamo anche con le colleghe, è il fatto che le donne non entrano in politica. E purtroppo, in questo momento in particolare, il fatto di avere nelle stanze dei bottoni, chiamiamole così, delle donne che ovviamente diciamo abbiano una percezione di quella che è la cultura femminile e femminista, direi, potrebbero cambiare molte cose per le donne. Nello stesso tempo dovremmo fare il lavoro anche con i ragazzi, perché anche loro dovrebbero capire che bisogna dare spazio alle ragazze in certi casi, no? Quindi non è un discorso di competizione, è un discorso di condivisione. E difatti questo progetto che stiamo facendo adesso su 5 scuole superiori, con un gruppo di 30 ragazze, e lo vorremmo fare il prossimo anno anche con i ragazzi, perché è un discorso proprio di educazione al rispetto delle differenze, no? Certo, Quindi una delle differenze certo. principali è la nostra. Certo. Va bene, grazie mille. Credo che insomma dobbiamo essere ammirati da tutte queste attività, peraltro necessarie, ecco, vista la situazione ancora abbastanza squilibrata, diciamo, no? Dello spazio che hanno le donne, specialmente in certe professioni, in certi ambiti. Quindi complimenti veramente per tutte le Grazie. attività che riuscite a mettere in piedi e magari ci risentiremo. Va bene, Senz'altro, grazie. senz'altro, ci risentiremo anche da un punto di vista più culturale, ok? Va bene, grazie, arrivederci, buona serata, buona Arrivederci, buona Grazie a Maria Pia. continuazione. serata. Bene, io direi anche di passare, visto che è qui con noi nella nostra mongolfiera, di passare anche
al prossimo ospite. Vedo se magari si attiva il microfono, può già parlare. Con noi c'è Stefania Cassol, eccola qua, ci sente? Ci senti? Pronto? Sentiamo un po' Eccola, lontana. Ti sentiamo un la pochino nostra lontana. mongolfiera che in un frammento di secondo ci ha portato a Venezia. Hai il microfono spento forse? No, ti sentiamo pianissimo, forse sono le cuffie. Prova un attimino a toglierle. No, prova a toglierle. Allora mettiamo un brano musicale finché va. Cos'è che fa andare la filanda? È chiara la faccenda, son quelle come me. E c'è che ci lascia sul telaio le lacrime del guaio di aver amato te. Perché eri il figlio del padrone, facevi tentazione e venni insieme a te. Così, fra un sospiro ed uno sbaglio, son qui che aspetto un figlio e a chiedermi perché. Tu non vivevi senza me, hai l'amore, prima sapevi il perché, hai l'amore, ai. Cos'è questo padre che comanda, mi vuole alla filanda e non insieme a te? Cos'è questa vita fatta esse, tu giri col calesse ed io non ce l'ho. Tu non vivevi senza me, hai l'amore, prima sapevi il perché, hai l'amore, che cos'è? Eccoci qua rientrati, siamo con la filanda Giovanna Nocetti. Perché mettiamo la filanda e le musiche di Giovanna Nocetti? Perché Giovanna dopo sarà nostra ospite alla fine, come sempre abbiamo la parte musicale, e perché poi Giovanna abbiamo organizzato un concerto sulle canzoni di Milva qui a Cassavia, a Cavallino Treporti, per il giorno 18 marzo, sabato 18 marzo alle 20:30. L'ingresso è gratuito, ma ne parleremo dopo con Giovanna. Vediamo un po' se il collegamento con Silvia Cassol funziona. Stefania? Ho scritto Silvia io. Non ti sentiamo. No, secondo me sono le cuffie. Se tu non metti le cuffiette al Prova a telefono togliere e parla le al cuffie. telefono, secondo me No, non- si sente. Stefania, prova proprio a togliere tutto. Stefania Starà mica Cassol. piovendo, Allora, Venezia? adesso io Ecco vi ho qua. ritolto, però io non vi sento, devo aver problemi, scusate, avevo appena togli provato anche- prima, adesso mi sto connettendo con un altro dispositivo perché io adesso vi vedo dal computer, adesso provo a avviare Allora, facciamo, il visto collegamento che dal è telefonino, arrivata mi anche spiace moltissimo. No, Stefania, non ci sono Prova a togliere problemi. questo. Vedo che è entrata Sandra. Sandra, ci sei? Finora è sentito tutto. Vediamo, c'è Sandra. Sandra, ci Ecco, senti? dovrei Il arrivare famoso adesso bello della con diretta. Vediamo un po'. Ma noi ti sentiamo bene, Stefania. Ma se lei non sente noi... Sta nevicando a Venezia, non capisco. Ma Sandra anche è collegata. Sì, Sandra è collegata. Se vuoi, Sandra, ci senti? niente, è una congiura. È una congiura, noi l'abbiamo sentito, Sandra, ci sei? No, neanche Sandra. No. Allora, Stefania Cassol. Sentite ora? Sì, Noi perfettamente. ti sentiamo anche prima, ti sentivamo Mi bene. sentite ora? Sì, Sì, Tu? Il telefonino togli, non ci senti. togli le cuffie. Prova a togliere le cuffie.
Non sono molto brava nel linguaggio così. Allora, vabbè, sì, Stefania Cassoli, ho sbagliato il nome, chiedo scusa, vedo adesso di recuperare l'errore fatto sulla slide. Trovate scritto Silvia, ma si chiama Stefania. Ogni tanto facciamo questi errori qua. Allora, la Sandra Truccolo, ci sente Sandra? Puoi entrare tu? Niente, oggi... Stefania, se ci senti, esci e rientra. Così mi sentite? Ora riesco a sentirvi. Benissimo. Sì. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo Bastava fatta. togliere le cuffiette, ok. Perdonatemi. Esatto. Cari ascoltatori, scusate, così avete la prova provata che siamo in diretta e come tutte le radio blasonate anche noi abbiamo qualche problema ogni tanto, ma siccome ce l'ha anche Radio 3 siamo tranquilli. Certo, Allora, grazie Stefania Cassol per essere con noi questa sera da Venezia, siamo atterrati a Venezia. Stefania fa parte del coordinamento Donne in Marcia per la Pace. Ci vuoi spiegare intanto un pochino di che cosa si tratta? Certamente. Buonasera a tutti e scusatemi ancora per i contrattempi. Allora, il coordinamento si chiama In Marcia per la Pace ed è un coordinamento che raggruppa molte associazioni e organizzazioni sia laiche che religiose del territorio della città metropolitana di Venezia. È un coordinamento che è nato in maniera spontanea e informale nel 2017 e che ogni anno si occupa di organizzare in città e anche in altri comuni della provincia degli eventi di carattere prettamente culturale che vadano un po' a sensibilizzare sul tema della non violenza e della pace. Quest'anno, in particolare il 2023, abbiamo scelto come tema quello della declinazione della pace al femminile. E 30, all'incirca una trentina di associazioni, nel 2023 ci siamo appunto organizzate e coordinate per dar vita un po' a questi momenti di sensibilizzazione. In particolare uno si è svolto sabato scorso 4 marzo a Mestre all'auditorium del museo M9, il prossimo si terrà a Milano e poi concludiamo il 6 maggio con una marcia della pace, perché a noi piace marciare, ma nel senso che ha un significato simbolico molto importante, ecco. E sabato abbiamo appunto affrontato il tema del conflitto che ormai purtroppo ci tiene compagnia da più di un anno, ucraino-russo, ma non per parlare solamente dello scenario geopolitico e della guerra, ma piuttosto per entrare un po' così nei vissuti, nei pensieri e nelle vite delle donne russe e ucraine. E quindi avete avuto delle testimonianze? Come si è svolta l'evento? L'evento ha previsto appunto l'alternarsi di momenti più tecnici, diciamo così, dedicati appunto all'esplorazione e ad una maggior conoscenza del conflitto vero e proprio, quindi analizzando un po' le cause socio-economico e politiche, cercando di uscire anche da una logica duale a cui ci hanno abituato un po' i media in quest'anno e più di conflitto, no? Quindi semplificando moltissimo le ragioni, le cause. Buoni e cattivi, bianco-nero. Esattamente, questo, quindi con una relazione di una bravissima docente dell'Università di Trento che è Alessandra Russo. E poi un altro intervento della professoressa ex docente di Ca' Foscari Bruna Bianchi, una
studiosa, una storica del pensiero femminista europeo e statunitense, e lei invece ci ha presentato un quadro di quella che è attualmente ed è tuttora appunto in Russia la resistenza delle donne che organizzate manifestano il proprio dissenso, comunicano con la società, ma una società che, come sappiamo, insomma, libera non è in Russia di manifestare il proprio pensiero, facendoci vedere, non solo raccontandoci come si sono organizzate queste donne e che forme di protesta utilizzano, ma anche facendoci vedere moltissime immagini, ecco. E poi il tutto intervallato da 3 momenti veramente molto, molto significativi, molto belli ed emozionanti, curati da 2 attrici che sono Monica Garavello e Carla Stella. Monica Garavello in particolare ha curato proprio la selezione di testi e di poesie scritti da poetesse e scrittrici appunto ucraine, che con le loro parole ci hanno veramente immerso in quella che è la realtà attuale che vivono queste donne, insomma, ecco. E il prossimo appuntamento quando sarà? Il prossimo appuntamento sarà a Teatro Villa Belvedere di Milano e affronteremo il conflitto curdo, perché sempre da un punto di vista femminile. Beh, sì, una società particolarmente, no? Che dà uno spazio molto inusuale, diciamo, specialmente per quell'area e anche rispetto, sì, credo, temo, anche al resto del mondo, insomma, alle donne, no? Le abbiamo viste in tante immagini, in tante... Noi è proprio quello che intendiamo fare, no? Portare in ribalta quelli che sono alcuni conflitti dimenticati, come quello curdo, che dura veramente da moltissimo tempo, e capire un po' che così che anche che sviluppo di organizzazione sociale c'è stato ed è in fieri, ma soprattutto la nostra ottica, almeno per quest'anno, è esplorare attraverso la creatività delle donne qual è la loro forza, non solo nell'opporsi alle guerre e ai conflitti, ma anche nel creare proprio semi di pace, insomma, ecco, strade inconsuete e poco conosciute, insomma, di promozione dei diritti delle persone e di una società non violenta, ecco. Bello, interessante, sì, credo che sia veramente un modello quello di società curda, per quel poco che ne sappiamo, molto interessante, molto innovativo anche, no? Per certi aspetti, in cui forse il termine parità veramente ha un senso, una concretezza difficili da ritrovare, no? In altri contesti. E invece dicevi la marcia sarà in maggio? La marcia sarà in maggio, il 6 maggio, e si svolgerà, quest'anno la realizzeremo a Venezia Centro Storico e percorrerà alcuni luoghi, siamo ancora in via di definizione, alcuni luoghi appunto che rappresentano un po' la resistenza nostrana, per così dire, ecco. E per restare aggiornati sulle iniziative, vabbè, c'è la locandina che sta passando. Ecco, e poi c'è la pagina Facebook aperta di In Marcia per la Pace, che contiene appunto un po' la nostra storia, tutti gli eventi che promuoviamo, ma ci tengo a dire che poi sono eventi anche proprio promossi da varie realtà del territorio, nel senso che la forza di questo coordinamento è proprio quella di comporsi di tantissime organizzazioni e associazioni di attivisti che pur appartenendo ad associazioni diverse, quindi con focus, obiettivi e strade diverse, sono accomunati un po' da quella che è una visione di una società possibile in cui cittadine e cittadini vivono appunto
in pace nel senso più ampio del termine, insomma, ecco. Benissimo, grazie mille Stefania. Ma grazie a voi Complimenti invece. naturalmente per quello che fate. Grazie, sono, come dire, felice e onorata di appartenere a questo coordinamento e anche di poter promuovere, insomma, presso la vostra radio e far sentire anche agli ascoltatori che esistono, insomma, esperienze culturali ma anche di attivismo, perché poi spesso appunto i pacifisti vengono tacciati di così essere persone che non comprendono la realtà delle cose e che Sì. ecco, invece non è esattamente così. Adesso non mi dilungo perché non è questa la No, ma allora con noi sfondi una porta aperta. Ecco. Chiarissimo, Sì. chiarissimo. Guarda, grazie di averci raccontato questa importante esperienza. Bene, magari ci si vede a Milano. No, ecco, importante questo. Molto volentieri, vi terremo aggiornati e se avrete Certo. piacere di esserci o magari di ospitare nei giorni precedenti o Sì, seguenti volentieri. le protagoniste di quella giornata, ci farebbe molto piacere. Va bene, benissimo. Grazie. Stefania, Buonasera. grazie mille, buona serata e a presto. Scusate ancora per i disagi. Arrivederci. Ma no, Chiudi no, gli occhi e mi baci, tu non ci crederai, ma vedo le 1000 bolle blu e vanno leggere e vanno, si rincorrono, salgono, scendono per il cielo. Brulle 1000 bolle blu, brulle vedo intorno a me, brulle 1000 bolle blu che volano e volano e volano. Brulle 1000 bolle blu, brulle sento dondolare, brulle 1000 bolle blu che danzano su grappoli di nube. Dentro di me le arpe suonano, bacio le immagini, giocano, brulle 1000 bolle blu, brulle vedo intorno a me, brulle 1000 bolle blu e volano, mi chiamano, mi cercano. Amore, impazzisco di gioia se vedo passeggiare nel vento le 1000 bolle blu. Un bacio, ancora un bacio, s'avvicinano. Eccole, eccole, sono qui. Brulle 1000 bolle blu, brulle vedo intorno a me, brulle 1000 bolle blu e volano, e volano, e volano. Le 1000 bolle blu, brulle vedo dondolare, brulle 1000 bolle blu che danzano su grappoli di nube. Dentro di me le arpe suonano, bacio te con le immagini, giungano, brulle 1000 bolle blu, brulle vedo intorno a te, brulle 1000 bolle blu che volano, mi chiamano, mi cercano e salgono e scendono e volano e volano e volano nel cielo. Molto
molto bravo. Le 1000 bolle Bravo. blu. Giovanna con le 1000 bolle blu. Abbiamo la nostra quarta ospite. C'è Sandra? No, È abbiamo perso caduta. Sandra, è caduta dalla mongolfiera, È accidenti, speriamo non caduta sia fatta Sandra, speriamo che non niente. sia... No, ma lei è sportiva e quindi... È una campionessa, quindi sicuramente ce la farà, Sì, 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 l'aspettiamo qua. vediamo un po'. Allora, Sandra Truccolo, campionessa paraolimpica ha vinto 2 Olimpiadi, mi pare, a Atlanta e a Sydney, in Australia, Di cosa? col tiro con l'arco. Allora dobbiamo stare attenti prima che ci prende per qualche fagiano volante qua. Beh, sì, esatto, ha un'ottima mira. Dobbiamo E proprio ecco qua, correre ai Sandra è ripari. tornata, vediamo un po' se ci sente, se la sentiamo. Sandra, siamo esseri umani quasi. Precisiamo che Sandra è la più vicina alla base della mongolfiera. Sì, è a 2 passi da noi, forse conveniva. Andare in Nuova Zelanda. Ecco qua, prova a parlare Sandra. No, non ti sentiamo, forse anche la linea è un po'... Visto che siamo così vicini, troppo vicini. Ma c'è una bufera dalle vostre parti, dimmi la verità, Assolutamente, Rossella. però sapete che cosa c'era però la notte scorsa? E ve le farei anche sentire, a mezzanotte c'era un enorme stormo di gru Ah beh, le ho che, viste anche stamattina. si sono messe qui a riposare, facevano un casino. A un certo, apro la finestra e dico, ma chi è che fa tutto sto casino? E poi ascolto, dico, caspita, le gru, ma erano... Ecco qua, c'è anche Giovanna, buonasera Eccomi, Giovanna. ciao tesoro, come Giovanna, stai? come va? Bene. Dimmi tutto. Tutto. Allora, il nostro ospite è Sandra, ma la Sandra Truccolo non riusciamo a collegarci e vediamo un po' ancora un attimino se riesce. Ma non disperiamo. Esatto, intanto parliamo con te, Giovanna. Aspetta che ti Dimmi metto. tutto, ti Allora, prego, perché domattina devo partire per Roma. Allora facciamo presto con te. Abbiamo messo già un Sì. po' di brani tuoi. Ascolta, niente, si parlava di donne, visto che fra poco è la giornata dell'8 marzo e quindi avevamo voluto fare questo programmino qua. Nel mondo dello spettacolo, dagli anni... Tu hai fatto il 68, no? Eri già... Dagli anni 70 in avanti. Esatto, quindi è cambiato qualcosa nel mondo dello spettacolo? Tutto, assolutamente Raccontaci tutto. un po' com'era prima e com'è adesso. Allora si doveva studiare la musica, si doveva studiare canto, adesso si fa tutto alla garibaldina, via e vai, via e vai. Ma beh, abbiamo Garibaldina visto... che è una femminuccia, Garibaldina, quindi. No, veramente Garibaldi era maschio. Poi sai, non metto bocca. Ascolta, ma... Comunque no, sono sì. contenta, spero che questo 8 marzo faccia ravvedere molte persone, molti uomini soprattutto, che portino un po' più di rispetto alle donne e che le amino un po' di più, o se non le amano le lasciano andare. Brava, è facile, no? Infatti, Rossella, Sì. è vero, questo voglio dire. È verissimo, è facile. Se non ci si ama più, ci si lascia, è un peccato. Si lascia senza questi trascinamenti. Quando è finita una cosa, è finita. Non puoi, perché è finita, ti ammazzo, no? Oppure quante donne ci sono che magari non hanno il coraggio di denunciare, oppure come è successo a una mia collega, non faccio nomi, che ha denunciato il marito e poi ha ritirato la denuncia e il marito l'ha denunciata per diffamazione e alla fine ci ha rimesso lei. Gli hanno dato l'hanno anche
stato 3 mesi, 4 mesi, non mi ricordo più che non ha fatto, però l'hanno condannata. Allora, a volte c'è la legge che è un po' strana, perché le donne a volte si lasciano convincere a ritirare la denuncia e poi diventa un problema per loro viverla, perché quando l'amore non c'è più, non c'è più, no, non puoi volerlo, neanche l'aceto. Da noi in Toscana si dice per forza non si fa neanche l'aceto. Ascolta no, Giovanna, ma allora sì, no, sono d'accordo. Non è solo la legge, anche la società che è un po' strana, nel senso che la legge può arrivare fino a un certo punto, dopodiché siamo noi esseri umani evoluti, crediamo noi, no? Che facciamo delle scelte. Però evoluti, però quando è il momento, perché subentra qualcosa di psicologicamente di strano, perché a un certo punto che non lo so cosa subentra nella testa sia dell'uomo che della donna, mica solo gli uomini hanno delle reazioni violente, perché siamo in una società che vogliamo tutto subito, vogliamo la bellezza, vogliamo la gioventù, vogliamo il denaro, vogliamo tutto e tutto se non si può avere tutto, non si può avere. E quindi questo è un discorso che faccio sia all'uomo che alla donna, quindi se non si può avere tutto, non si può avere tutto. Anche a me mi sarebbe piaciuto andare a Sanremo, avevo una canzone bellissima e non l'hanno presa, non l'hanno voluta. L'ho sentita. Che poi posso mica andare là e mettermi a urlare o a tirare gli sassi. Però questa è la vita, forse io parlo così perché sono matura, ho raggiunto una maturità che mi fa ragionare un po' di più, però mi giro intorno e vedo una violenza anche verbale che è sempre più crescente. Non sei d'accordo? Assolutamente, io sono veramente sconcertata dal livello di violenza verbale, purtroppo anche in televisione, quel pochissimo che mi arriva. Questa è la cosa più vergognosa. Sì, perché quello adesso io voglio dire una cosa, quando la televisione la paghiamo noi, è un organo di Stato, la RAI la paghiamo noi, e io in televisione sento quello che dice mio marito, quell'altra che dice mia moglie, quell'altro che dice io sono gay, quell'altro che dice io... Cioè, ma non mi interessa quello che sei tu, ma non me lo devi venire a dire in casa, perché tu stai entrando in casa mia con la televisione. Le tue cose te le devi tenere per te. So di dire una cosa controproducente, però è così. Cioè, è questo voler assolutamente imporre certe regole, ma perché? Quali sono le regole poi alla fine? Io non è che voglio imporre a te che tu devi essere per forza educata, no, l'importante è che tu con me sia educata, poi se sei maleducata è un problema tuo, io con te non sarò mai maleducata, a meno che non mi fai un qualcosa di sgradevole, allora giro le spalle e vado. Ascolta Giovanna, in tutto questo mondo dello spettacolo che tu hai frequentato molto, insomma, quindi che frequento ancora purtroppo. E frequenti ancora, per fortuna tua, dai, perché ti diverti, incontri un sacco di gente simpatica, eccetera. Ecco, negli anni tu hai visto un cambiamento del ruolo della donna, cioè la donna qualche anno fa, forse qualche decennio fa, era molto sottomessa a, per esempio, le donne giovani, le ragazze giovani belle che volevano fare carriera. Ecco, erano sottomessi in qualche modo a produttori o insomma. Ma guarda che non è cambiato niente. Ah, ecco, perfetto. Okay. Esattamente, è cambiato il modo, ma è esattamente uguale, identico a quello che era 20 anni, 30 anni, 40 anni fa, quando io ho iniziato. Era così.
Poi oggi in altro modo, con altre parole, con altro abbigliamento, con altro, però è la stessa cosa. È un mondo che non si cambia il modo di espressione, ma è sempre quello. Cioè superficialmente dici, il cambiamento è stato superficiale. È stato solo le donne, poi quello che fa ancora più impazzire è che pensano di essere di essersi evolute e di comandare quanto gli uomini. Io non sono mica d'accordo, non penso mica che sia così. Le donne restano comunque donne e quando l'uomo si mette in testa una cosa, te la fa fare. Adesso abbiamo un presidente del Consiglio che secondo me è ganzissima, per carità, ma io mi auguro che riesca a fare tutto quello che ha promesso, ma credo che gli metteranno tanti bastoni nelle ruote, tanti, e saranno le donne stesse, saranno gli uomini stessi, perché l'invidia, la prevaricazione, è insito nell'individuo, nell'essere umano. Non sei molto ottimista. No, non sono ottimista perché vedo che dicono, guardi il telegiornale, guardi o leggi alcuni giornali, dicono delle menzogne tremende. E allora la gente poi viene... Ascolta Giovanni, ma secondo te nel mondo dello spettacolo sì. Le donne sono più sottoposte a prevaricazioni, a mancanza di rispetto, devono di più sottoporsi a certe dinamiche per poter andare avanti? Ma o no? Adesso io non te lo posso dire perché essendo grande, diciamo, non anziana, però essendo grande non ho queste, che ti posso dire, queste cose che mi stanno a fare la corte piuttosto che, perché ormai sono vecchia, però se uno è giovane ha comunque da passare degli ostacoli non indifferenti, ma questo anche per gli uomini, anche per i ragazzi che vogliono fare carriera, sono in un guado tremendo, ma proprio perché è cambiato il modo di vedere le cose, è cambiato l'educazione. Una volta se andavo a scuola ci insegnavano l'educazione fisica, l'educazione civica. Adesso no, tu prova, se stai un attimo, un minuto, ma che un minuto, un secondo che è passato il verde al semaforo e resti una frazione di secondo, cioè, non ho capito dove devi andare, ti devi fermare al prossimo poi. E questo è il mondo che ci ha travolti. Allora io da insegnante direi che l'educazione prima di tutto si insegna in famiglia. Perché... Io ho la mia nipote che è insegnante e a volte torna a casa e dice guarda non ce la faccio oggi, mi ha telefonato, non ce la faccio più perché chiami i genitori e ti rispondono come rispondono i ragazzi. Sì. Cosa gliene frega a lei? Ma io insegno. Io devo insegnare, se il suo figliolo non vuole studiare, glielo deve dire anche lei che deve studiare. E invece difendono i figli e nascono e vengono su come dei che ti posso dire? Non voglio usare parole. Esatto, facciamo che si lasciano i puntini di sospensione. Va bene, ascolta, cambiamo un attimino il tema. Sabato 18 marzo ti vediamo qui a Cassavio, Giovanna. Sì, faccio uno spettacolo secondo me molto bello. Anche secondo me. Canto queste canzoni, le canzoni di Milva, primi tempi, dagli anni 60 fino agli anni 80. E sono una più bella dell'altra perché c'è 4 vestiti, flamenco rock, la canzone, la filanda, tutte le canzoni più belle.
di Milva, ed è infatti un omaggio a Milva, e nella seconda parte c'è un omaggio a Giovanna e ai miei ammiratori, e quindi faccio Milva e verso Giovanna, Giovanna verso Milva. Ovviamente con le tue Ma tu interpretazioni. verrai, Beh, certo, siamo gli organizzatori. che bello! E quindi per Ma forza. vedrai, portati, Se registralo perché se no merita. ho le chiavi del teatro, quindi se non vengo io non si fa niente. E allora, ma io vengo sotto casa tua con la chitarra e ti canto in diretta tutte le volentieri. canzoni. Va bene Giovanna, grazie mille per questo Grazie, voglio collegamento. ringraziare il maestro Walter Bagnato che mi accompagna con la Sì, filarmonica, in effetti io voi tutti, sto mettendo e appunto poi tutte. la Monica Vanin, che è una mia sostenitrice, che domenica al teatro dove io conduco qua a Salice Terme, sono direttore artistico, farà un concerto credo meraviglioso, perché fa operette e melò, fa una parte di operette e 4 arie bellissime di arie d'opera, e quindi penso che sarà una serata fantastica. Sì, è sotto. Ti ringrazio. Rossella, ciao! Ti ho dato del tu. Complimenti, a prestissimo. A presto. Ci vediamo a Casavio. Ciao Giovanna, grazie, un bacio. Ciao Giovanna, grazie per ciao essere tesoro, grazie. Ciao. Come triste Venezia, soltanto un anno dopo. Come triste Venezia, se non si ama più. Si cercano parole che nessuno dirà, e si vorrebbe piangere e non si può più. Come triste Venezia, se nella barca c'è soltanto un gondoliere che guarda verso te e non ti chiede niente, perché negli occhi tuoi e nella tua mente c'è soltanto lei. Come triste Venezia, soltanto un anno dopo. Come triste Venezia, se non si ama più. I musei e le chiese si aprono per noi, ma non lo sanno che ormai tu non ci sei. Come triste Venezia, di sera alla laguna, se si cerca una mano che non si trova più, si fa dell'ironia davanti a quella luna che un dì ti ha vista mia e non ti vede più. Addio Gabbiani in volo che un giorno salutaste, due puntini nel suolo, addio anche da lei. Troppo triste Venezia, soltanto un anno dopo. Troppo triste Venezia, se non si ama più. Come triste Venezia, abbiamo ascoltato adesso la canzone e vediamo se c'è Sandra. Sandra, ci senti? Ci sei? Noi ti vediamo un fermo immagine, ma probabilmente la connessione è saltata. Non è buona perché siamo troppo vicini. Beh, volevamo dire una cosa intanto, vediamo se Sandra
Gli strani scherzi di YouTube. Sì, bravo, ecco, spiega questa cosa misteriosa, perché Allora, noi abbiamo, come tutti, dopo, no, alla fine di ogni programma andiamo a vedere quanti visitatori, da dove, come, quando, insomma, e diciamo il nocciolo duro dei nostri ascoltatori sono durante la settimana e arriviamo sempre a quei 1000-1200 che sono fissi gli ascoltatori. Però YouTube ci fa gli scherzetti perché ci mette delle visualizzazioni che sono quelle giuste, ma la settimana dopo ritornano indietro. Che ne so, la settimana scorsa eravamo arrivati durante la settimana a 1700 visualizzazioni, che sono abbastanza. Di solito siamo 1200, 1300, ma ultimamente stiamo sempre salendo un attimino di visualizzazioni. Adesso, se andate a vedere, la visualizzazione della puntata precedente è di 480 e qualcosa. cioè, Insomma, qualche ladro si aggira. si aggira alle visualizzazioni. E quindi è lo stesso, la puntata precedente ancora, la 15ª, è sotto i 600, insomma. C'è questo... Quando prima era sì, 4. esatto, c'è questo sismografo È peggio del Dow Jones, ok, è peggio del Dow Jones. esatto. E quindi, in sintesi, cari ascoltatori, noi non guardiamo più i numeri e siamo ben felici di ricevere dei feedback Sì. molto positivi, soprattutto su alcuni interventi che ci sono stati particolarmente affascinanti, interessanti, poi ognuno a seconda dei suoi interessi e delle sue passioni, e quindi l'importante è divertirsi, fare delle piccole scoperte però divertenti, e quando il contabilizzatore di YouTube si stabilizza Si metterà a posto. Vedremo sì, insomma, Secondo di me capirci. sente del periodo di carnevale anche lui. Ah, beh, non è male come analisi del problema. Può essere a carnevale Può essere ogni una scherzo spiegazione vale. molto razionale, sì. Esatto. Il periodo è quello. Adesso magari cambieranno anche i colori, visto che ci avviciniamo all'8 marzo, no? Sì. Vedremo cosa succede. Comunque sono dimezzati gli ascoltatori, i nostri 2 amici dalla Cina, adesso ce n'è uno solo dalla Cina, da Pechino, questa volta, che ci ascolta. Vabbè, insomma, Lo salutiamo tanto. vedremo di recuperarlo. Nonostante tutti questi problemi tecnici, è chiaro che chapeau al nostro cinesino, ok? Va bene, io direi allora... Peccato che non riusciamo a sentire Sandra, campionessa olimpionica paralimpica di tiro con l'arco, ma insomma speriamo di poterla avere magari più avanti. Così era divertente iniziare, no? Con una ingegnere meccanico che va sulle moto, quelle vere, ha detto, Sì, quelle vere. e concludere con una campionessa di tiro con l'arco. Ma insomma è solo rinviato, diciamo, l'appuntamento. Vediamo se... Ecco, metterei un ultimo brano, non dura tantissimo, visto che è mancato questa settimana Maurizio Costanzo. Mettiamo Se telefonando, cantata da Giovanna. Molto, molto, molto bene. Lo stupore della notte spalancata sul mare ci sorprese che eravamo sconosciuti, io e te. Poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie. È cresciuto troppo in fretta questo nostro amor. Se telefonando
potessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendo ti fossi certa che non soffri, ti rivedrei. Se guardandoti negli occhi potessi dirti basta, ti guarderei. Ma non so spiegarmi che il nostro amore appena nato è già finito. Stai telefonando, Giovanna ci ha dato un'altra sua versione. Interpretazione, esatto. Bene, brava Giovanna. E vi ricordo, Giovanna, il 18, sabato 18, qua a Cassavio, a Cavallino Treporti, concerto su Milva, con le canzoni di Milva, e organizzata dalla rete il comune di Cavallino Treporti. Probabilmente registreremo anche, adesso vediamo un po' tutto lo spettacolo e magari lo possiamo dare a pillole per chi non riesce a venire, magari un po' alla volta, i brani. E la finiamo qui come se fosse un po' sì, la finiamo qui perché Sandra fortunatamente non ci ha sparato qualche dardo perché sul pallone qui è un attimo subito. Sì. Una cosa pericolosa. Non ci avevamo pensato, ci conviene allora stare un po' distanti da casa sua. Quindi speriamo arrivi la prossima volta con una connessione un pochino più favorevole, e quindi sono curioso di capire quello che fa, perché insomma con l'arco o con la barra dopo lei palestra, con l'arco, ma adesso lei è anche presidente di una società Canoa Republic che fanno i corsi di canoa, preparano anche le donne che con la Dragon Boat sono le donne che sono state operate al seno. Questa attività fisica gli crea molti benefici, quindi fa molte cose anche nell'ambito sociale. La Sandra era per quello anche che era interessante sapere dalla... No, ma la invitiamo la prossima volta. Se no la inviti nello studio, così siamo sicuri che non c'è problemi di connessione. Esatto. Giusto? Gianluigi? Sì, volentieri. Va bene. Grazie a tutti per l'ascolto. Grazie a tutte le partecipanti, Valentina, Maria Pia, Stefania e Giovanna, anche Sandra che è arrivata a farci Sandra che ci ha capolino provato. un attimino. Sì, perché grazie a te. alla fine è stata mezz'ora con noi lo stesso. Esatto, quindi grazie a te Rossella e va bene Gianluigi, grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Grazie a te Omar, ti ho tenuto la tua mongolfiera, adesso vai da solo perché ogni volta portarti a Liegi, portarti a Liegi e dopo ritornare di nuovo a casa. Prendo la bufera che qua sta arrivando perché fa un freddo che... Brr, sì. Va bene. Un saluto, ciao. A tutti, ciao. A lunedì prossimo, ciao. Avete ascoltato Il Giro del Mondo in 80 giorni, seconda serie. A cura di Radio Nostra. Scritto e condotto da Rossella e Gianluigi. Una produzione dell'associazione La Rete. Musica della sigla finale di CT Bandland. Il programma lo puoi seguire su YouTube, Spotify, Anchor Podcast, Google Podcast, sui social Facebook e Twitter. E sul sito www.radionostra.jimdofri.com.